Va ora in onda La chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Radio Libertà, in collaborazione con Il Sussidiario TV, presenta La chiusura delle borse di oggi. Ben ritrovati, veniamo all'aggiornamento sulle borse in questo mercoledì 18 marzo. Partiamo da Wall Street. Standard & Poor's l'andamento è negativo, meno 0,55%, una quota punti di 6.679, 46.603 la quota punti per Dow Jones, anche in questo caso percentuale negativa, più precisamente del meno 0,84%, meno 0,48% per Nasdaq, 24.657 la quota, Russell 2000-2501, 1,55, meno 0,73%. Vediamo il VIX, l'indice della volatilità, altresì detto indice della paura, 23,3, percentuale in verde del 3,98%. Spostiamoci a dare uno sguardo al valutario dollaro, 99,7, euro dollaro 1,15, sterlina dollaro 1,33. Volgiamo uno sguardo alle materie prime, partiamo dal petrolio, 96 dollari al barile, positiva la percentuale 0,81%, negativo l'andamento per l'oro, meno 2,50%, 4.882 dollari all'oncia. Titoli di Stato, BTP Bund 80,250. Parentesi anche sulle criptovalute, partiamo dai bitcoin, 71.210 dollari, 2.177 sono i dollari invece per Ethereum. Sono le 17.32, si sono concluse quindi da 2 minuti le contrattazioni in Piazza Affari. Vediamo questo mercoledì 18 marzo come si conclude. Meno 0,21%, così si chiude per FTSE MIB con una quota punti di 44.795, 7.974 la quota punti per il mercato francese. Dopo il CAC 40 ci spostiamo a vedere il mercato spagnolo, 17.294 è la quota punti per l'Ibex 35 ed è l'unico nell'Eurozona che chiude in positivo dello 0,26%, meno 0,86% per il mercato tedesco, 23.527 è la quota punti per il DAX. UK 100 e quindi il mercato inglese chiude con una quota punti di 10.302, una percentuale in rosso del meno 0,97%. Ci salutiamo dando uno sguardo allo Stoxx 50 che racconta i 50 principali titoli europei, ci dà quindi una percezione rispetto all'andamento di giornata. Ed è così, 5.741 come quota punti, meno 0,47 la percentuale. E questo è tutto, grazie per esserci, una buona serata. Avete ascoltato La chiusura delle borse, realizzato in collaborazione